Ok, buongiorno a tutti carissimi. Possiamo alzarci in piedi per cominciare il nostro culto. E se tu hai portato la parola di Dio, ti invito ad aprire nella lettera di Apostolo Paolo ai Filippesi, capitolo 2, e noi leggeremo alcuni versetti a partire dal versetto 14. Filippesi, capitolo 2, versetto 14. Dice così la parola di Dio: fate ogni cosa senza mormorii e senza dispute, perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza macchia, in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola della vita, in modo che nel giorno di Cristo io possa vantarmi di non aver corso in vano, né in vano faticato. Quello che sta dicendo l'Apostolo Paolo è, in una singola frase, te lo riassumo, è: vivi una vita straordinaria. Vivi una vita straordinaria. Un cristiano non può vivere una vita ordinaria, una vita normale. La vita di un cristiano è una vita piena di sfide, ma la vita di un cristiano è anche una vita vincente. Noi non possiamo comportarci, non possiamo vivere in modo normale. Dobbiamo camminare sulle acque. L'Apostolo Paolo ha detto: siate irreprensibili, siate limpidi, portate alta la parola della vita, in modo che risplendete nel mondo come astri, in mezzo a una generazione che è nel buio. Allora la domanda che voglio farti stamattina è: stai vivendo una vita straordinaria? Stai vivendo una vita fuori del comune? O stai vivendo una vita normale? Semplice, tranquilla, senza sfide? A volte noi dobbiamo scegliere di entrare nel campo di battaglia, ok? Non possiamo stare nelle retrovie. C'era un mio professore di scuola, quando andavo a scuola tanti anni fa, e mi diceva: gli ultimi banchi sono per i birichini, sono per quelli che non vogliono stare vicini al professore. È proprio questo che noi dobbiamo fare. Noi dobbiamo stare vicino al nostro professore, che è il Signore, e facendo questo noi vivremo vite straordinarie, ok? Io voglio pregare perché il Signore possa parlarci questa mattina e possa fare un cambiamento nelle nostre vite. Io non posso entrare nella presenza di Dio in un culto e uscire tal quale. Non posso uscire uguale. Se io credo veramente che Cristo è il Signore, se io credo veramente che Dio è un Dio grande, onnipotente, onnipresente, onnisciente, quando io uscirò da questa sala, la mia vita sarà diversa, perché io ho deciso che sia diversa. Ok? Io voglio pregare per te affinché il Signore possa parlarti stamattina, come ha parlato a me questa settimana. Chiudi i tuoi occhi, comincia a parlare col tuo Signore, comincia ad aprire il tuo cuore. Ti chiedo in questo momento di lasciare fuori da questa sala tutte le tue preoccupazioni, tutte le tue angosce, tutte le tue paure, tutto quello che pesa sul tuo cuore, e lasciarlo ai piedi del trono del Signore, che è un trono di grazia, un trono di misericordia, un trono di pace, e di ascoltare quello che Lui avrà da dirti questa mattina. Nostro Dio, nostro Padre, quello che ti stiamo chiedendo questa mattina è che Tu possa intervenire nelle nostre vite.
Tu possa, Signore, non soltanto aiutarci ad ascoltare la Tua parola, ma fare in modo che la Tua parola fondi la nostra vita sulla roccia e su quella roccia che si chiama Cristo Gesù, il Signore, la pietra angolare della nostra fede. Signore, senza Cristo noi non siamo nulla. La parola di Dio dice, e Gesù stesso ha detto: Padre, io senza di te non posso fare niente. Quanto più noi, Signore, non possiamo fare niente senza la tua guida, senza la tua autorità, senza la tua forza, senza la tua direzione, senza il tuo nord. Signore, io ti prego nel nome di Gesù che i nostri cuori stamattina siano pronti a essere, Signore, plasmati da quello che tu ci dirai. Io sono sicuro, Signore, che tu troverai dei figli tuoi stamattina, Signore, con una predisposizione a cambiare le proprie vite perché la tua gloria sia manifestata. Te lo chiedo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Libro di Abacuc, capitolo 3, dal 17 al 19. Infatti il fico non fiorirà, non ci sarà più frutto nelle vigne, il prodotto dell'ulivo verrà meno, i campi non daranno più cibo, le greggi verranno a mancare negli ovili e non ci saranno più buoi nelle stalle, ma io mi rallegrerò nel Signore, esulterò nel Dio della mia salvezza. Dio, il Signore, è la mia forza. Egli renderà i miei piedi come quelli delle cerve e mi farà camminare sulle alture. Amen. Amen. Buongiorno a tutti. Dio mi ha dato questo brano perché è meraviglioso vedere quell'uomo di Dio, Abacuc, e vorrei mettere questa parolina prima. Anche se mi fa male, anche se sto soffrendo dentro, anche se quello che non riesco a vedere è lontano, anche se quello che vorrei ancora non ho ottenuto, io voglio lodare il Signore per ciò che Lui ha fatto, per ciò che Lui fa e per ciò che Lui farà. Amen. Adesso vi invito a lasciare quella cosa che passiamo fuori nel mondo per fare questo momento la lode e l'onore al nostro Dio meraviglioso, perché Lui è degno della nostra lode e della nostra adorazione. Amen. Gloria a Dio. Diamo le nostre mani.
cantiamo al nostro Signore. Il cielo e la terra proclamano che Gesù è il nostro Signore. Non c'è nessun altro che pari a Lui. Cantiamo al nostro Signore. Ogni lingua dichiarerà che la gloria è tua, adorando confesserà il tuo nome, che la Chiesa proclamerà per sempre, che il tuo regno mai fine avrà, o nostro Signore. O nostro Signore, o nostro Signore, gloria e onore. Alleluia al tuo nome, Signore. Tu sei la mia gioia, tu sei la mia pace, tu sei la fonte inesauribile di allegria, tu sei rifugio nella tempesta, tu sei la forza che sostiene la mia vita. Oggi dichiariamo che tutta la terra sarà piena della gloria tua. Signore, Signore, che apri i mari, Dio di tutta la creazione, tu nome esaltiamo, oggi ti adoriamo, a codice del tuo amor, hai lavato i nostri cuori, ci hai donato il tuo perdono, e per questo noi offriamo a te, Signore, una vera adorazione. Sei la mia gioia, tu sei la mia pace, tu sei la fonte inesauribile di allegria, tu sei rifugio nella tempesta, tu sei la forza che sostiene la mia vita. Oggi dichiariamo che tutta la terra sarà piena della gloria tua. Signore, Signore, che apri i mari, sei Dio di tutta la creazione, tu nome esaltiamo, oggi ti adoriamo, a cuori ci nel tuo amor, hai lavato i nostri cuori, ci hai donato il tuo perdono, e per questo noi offriamo a te, Signore, una vera adorazione. Signore, Signore, che apri i mari, sei Dio di tutta la creazione, tuo nome esaltiamo, oggi ti adoriamo, accoglici nel tuo amor, hai lavato i nostri cuori, ci hai donato il tuo perdono, e per questo noi offriamo a te, Signore, una vera adorazione. Signore, Signore, che apri i mari, sei Dio di tutta la creazione, tu nome esaltiamo, oggi ti adoriamo, a cuori ci nel tuo amor, hai lavato
Questo brano della parola del Signore è, come tanti altri, ricchissimo. E io penso che se fosse parte di un libro come di magia, quello di quello piccolo che faceva magia, perché è ricchissimo, è come se fosse no, è veramente la verità per la sua ricchezza. E per questo io chiamo la vostra attenzione per vedere Salmi numero 1 a 3, versetto 1 a 3, che dice così: beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli scernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, e il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. In questi giorni difficili dove stiamo vivendo, questa parola viene così perfetta. E il mistero che c'è qua, diciamo, è quello che medita su questa parola giorno e notte. Che possiamo fare come questo brano, che possiamo essere così allegro per avere questa verità nella nostra vita, e che possiamo soprattutto dire al mondo che la uscita di questa situazione viene attraverso della parola del Signore. Amen. Contemplando la grandezza del suo amore, prostrandomi ai tuoi piedi adorerò, ricevendo la tua grazia nel mio cuore. Io so che c'è potenza nel tuo sangue, in quelli i miei peccati hai perdonato, ed io dichiaro: Gesù, nome al di sopra
ricevendo la tua grazia nel mio cuore. Io so che c'è potenza nel tuo sangue, che in quel dì i miei peccati hai perdonato, ed io dichiaro: Gesù, nome ad sopra, gloria al tuo nome. Non c'è nessun altro come il mio Signore. Tutto per me, al posto mio, risuscitò. Ritornerà, la sua chiesa rapirà, staremo con lui per l'eternità. Morto per me, al posto mio, risuscitò. Ritornerà, la sua chiesa rapirà, staremo con lui per l'eternità. Solo la Chiesa dichiara: morto per me, al posto mio, risuscitò. Ritornerà, la sua chiesa rapirà, staremo con lui l'eternità. Amen. Potete sedervi. Tu è nascosta ai tuoi occhi, la notte per te come il giorno si fa. La tua conoscenza è senza limite, non posso vivere lontano dai tuoi sguardi. Dove potrei nascondermi? Ovunque cammino tu ci sei già, e nel segreto dei miei pensieri la tua parola diventa la mia volontà. Ti adoro perché so che mi hai creato, mi hai fatto in modo stupendo. È meraviglioso tutto quello che fai, l'anima mia lo sa. Ti adoro perché so che mi hai creato, mi hai fatto in modo stupendo. Tutto quello che fai, l'anima mia lo sa molto bene. Tu l'hai nascosto ai tuoi occhi, la notte per te come giorno si fa. La tua conoscenza è senza limite,
posso vivere lontano dai tuoi sguardi, dove potrei nascondermi. Ovunque cammino tu ci sei già, e nel segreto dei miei pensieri la tua parola diventa la mia volontà. Ti adoro perché so che mi hai creato, mi hai fatto in modo stupendo. È meraviglioso tutto quello che fai. L'anima mia lo sa, ti adoro perché so che mi hai creato, mi hai fatto in modo stupendo. È meraviglioso tutto quello che fai. L'anima mia lo sa molto bene. L'anima mia lo sa, ti adoro perché so che mi hai creato, mi hai fatto in modo stupendo. È meraviglioso tutto quello che fai, l'anima mia lo sa molto bene. L'anima mia lo sa molto bene. Amen. Amen. A Dio sia la gloria, la lode e l'onore in questa Chiesa. Nell'anno passaggio tra l'anno 2020 e 2021, gli astrologi hanno festeggiato il passaggio dall'era dei pesci all'era dell'acquario. Non so se per te ha un significato questo, ma se tu conosci un po' le dottrine esoteriche, questo ha un significato molto profondo. Ossia, gli esoteristi, la New Age, gli astrologi hanno fatto una grande festa per questo passaggio dall'era dei pesci all'era dell'acquario. Perché sapete, nel mondo spirituale, chiaramente quello delle tenebre, questo ha un grande significato. Ossia, l'era dei pesci, voi sapete che il pesce nel cristianesimo è simbolo del credente, ok? La parola Ichtios significa Jesus Christus Theos Son, ossia Cristo, il figlio del Dio vivente. La parola Ichtios è la parola pesce in greco, ok? E nell'era dei pesci i cristiani erano liberi di nuotare nel mare della vita.
L'era dell'acquario ha una simbologia completamente diversa, ossia i pesci sono imprigionati in 4 pareti, ok? Se tu vai a vedere l'effetto di quello che sto dicendo è questo: nel 2020 il numero di cristiani perseguitati nel mondo erano circa 260 milioni. Oggi, nel 2021, che siamo passati nell'era dell'acquario, i cristiani perseguitati sono circa 310 milioni, ossia più andiamo avanti col tempo, più i cristiani sono imprigionati in una situazione spirituale tremenda nel mondo. C'è quella finestra che si chiama finestra 1040, che è la finestra nel mondo geografico che comprende l'Asia centrale, l'Asia meridionale e l'Africa del nord. Esistono praticamente quasi 2 miliardi di persone che non solo non accettano il cristianesimo, ma si oppongono fortemente al cristianesimo. In alcuni di questi paesi tu sai benissimo che parlare di Cristo significa morte certa. Quindi questo è il mondo spirituale che noi stiamo affrontando ogni giorno di più, e che ogni giorno di più questo peso, questa pressione spirituale aggrava su noi cristiani. Non so se ti sei accorto, se tu sei una persona che sei abituata a pregare e leggere la parola di Dio, tu ti stai rendendo conto di quello che ti dico. Più preghi, più tu senti la pressione spirituale, quanto è difficile che la tua mente si concentri sulla parola di Dio e sulla preghiera. Perché? Perché il mondo spirituale sta cambiando. E ieri parlavo col pastore Caio, sono andato a prenderlo venerdì, scusate, sono andato a prenderlo in aeroporto e parlavamo, no, di questi eventi che stanno succedendo nel mondo. Il mondo sta crollando. Okay? Il mondo sta crollando letteralmente, la parte politica, la parte finanziaria, la parte spirituale, la parte morale, non c'è più niente in piedi, ok? Tutto sta crollando. Ma è proprio qua, perché è interessante che nella parola di Dio ci sono stati dei tempi di crisi, non siamo in una novità storica, ok? Ed è proprio in quei momenti di crisi che noi dobbiamo vivere in modo diverso, noi dobbiamo vivere delle vite straordinarie. Non possiamo vivere una vita cristiana ordinaria, perché una vita ordinaria non cambia assolutamente nessuno. Grandi uomini di Dio hanno cambiato la storia con una semplice decisione. Vite straordinarie che hanno cambiato la storia, ed è proprio questo stamattina il tema della nostra meditazione. Noi vedremo la vita di 3 uomini che nella loro generazione, in un momento di crisi profonda, hanno cambiato il corso della storia. E ti posso assicurare una cosa: erano vite ordinarie che sono diventate straordinarie perché hanno deciso di essere straordinarie. Ok? Vogliamo pregare che il Signore possa parlarci questa mattina. Nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio perché sono sicuro, Signore, che questo messaggio, Signore, non viene dal predicatore ma viene da te. Ed è questa mattina, Signore, tu stai facendo un appello individuale per cercare uomini e donne straordinari che decidono di esserlo, per cambiare questo mondo, Signore, che sta andando in pezzi, ma noi sappiamo che tu sei il grande costruttore, Signore, colui che edifica la sua Chiesa, e noi ci fidiamo di te e vogliamo fidarci di te questa mattina, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. 3 vite straordinarie che hanno cambiato il loro tempo, hanno cambiato la storia di quello che stavano vivendo. Possiamo passare alla prima slide. E la prima vita straordinaria è la vita di un uomo che ha vissuto tantissimi secoli fa e si chiama Noè. Ho scelto un versetto che è praticamente la fine della sua storia, no? E dice così, si trova in Genesi 6:22: Noè fece così, fece tutto quello che Dio gli aveva comandato.
E qua sembra che sia una semplice questione di obbedienza, ossia cristianesimo uguale obbedienza. Dio dice una cosa uguale obbedienza, e quindi se io obbedisco funziona tutto come il Signore dice. La realtà delle cose è che io non posso obbedire se prima non ho fede. La fede è la cosa primaria che io devo avere, perché quella fede mi darà la forza per obbedire a tutto quello che il Signore mi dice. Questo versetto preso da sé non significa praticamente niente, sembra soltanto un'obbedienza normale. Pastore, anch'io faccio tutto quello che Dio mi dice, no? Ogni giorno. Ma attenzione a una cosa, quando noi parliamo di fede la cosa diventa molto seria. Se io metto in dubbio quello che Dio mi dice, significa che io non sto dando credito al Dio onnipotente, onnipresente, onnisciente, che mi parla ogni giorno attraverso la sua scrittura e attraverso la preghiera. Allora provate a immaginare, entrate con me nella storia di Noè e capirete la portata di questa verità che c'è trascritta lì. Allora Noè era una persona in mezzo alla sua generazione, e dice la parola di Dio che la sua generazione era una generazione piena di violenza, una generazione che meditava pensieri malvagi dalla mattina alla sera, ed è per questo che a un certo punto Dio ha detto: per me la fine di questa epoca, la fine di questa generazione è qua, è presente. Io ho deciso di mandare un diluvio, distruggerò tutto, ma tu costruisciti un'arca, tu costruisciti una barca per la salvezza della tua famiglia, fai salire la tua famiglia, fai salire tutti gli animali a coppie in modo che possa preservarsi quella specie, e io manderò il diluvio e distruggerò ogni cosa sulla faccia della terra. Allora state attenti qua bene che cosa vi dico adesso. Quando Dio ha detto io manderò il diluvio, la parola di Dio dice che non era ancora piovuto sulla terra, ok? Quindi quando Dio ha parlato a Noè, Noè non sapeva che cos'era una nuvola, Noè non sapeva che cos'era pioggia, Noè non sapeva assolutamente niente di cosa significava la parola diluvio. Ossia non c'era il vocabolario Zanichelli per andare a vedere che cosa Dio aveva detto. Diluvio, dunque diluvio, non c'erano le pagine del vocabolario e neanche quelle del dizionario, perché c'era la tradizione orale. State attenti alla creazione, come Dio ha creato l'universo, come Dio ha creato la terra. Dice a un certo punto in Genesi 1 e Genesi 2 che Dio ha diviso le acque di sopra dalle acque di sotto, ossia prima che ci fosse il diluvio c'era uno strato, quello che oggi possiamo definire un'idrosfera attorno alla terra, che proteggeva la terra dalle radiazioni cattive che potevano penetrare nella terra e che permettevano agli esseri umani di vivere fino a 900 e più anni. Per esempio Matusalemme è vissuto 969 anni. Non vi stupite, non è una ipotesi, loro sono veramente vissuti tantissimi secoli. Perché? Perché le radiazioni cattive erano mantenute praticamente fuori dall'atmosfera terrestre, da questa idrosfera, e quando Dio ha deciso di mandare il diluvio ha fatto collassare questa idrosfera, ha fatto cadere tutta l'acqua sulla terra, ed è per quello che Noè non sapeva che cosa era una nuvola, che cosa era l'acqua, perché fino ad allora non aveva ancora piovuto, non sapeva che cos'era pioggia e non sapeva che cos'era irrigazione. Pastore, come facevano a irrigare la terra? La parola di Dio è fantastica. Dice là in Genesi 2, 1 e 2 che c'era un vapore che saliva dalla terra che irrigava naturalmente tutta la natura. Ok? Quindi quando Dio ha detto a Noè guarda che io mando il diluvio, lui non sapeva che cosa Dio stava dicendo, ma lui ha detto, Dio ha detto costruisciti una barca. E che cosa lui ha fatto? Ha costruito una barca. Gente, lui ha fissato, ha fondato la sua vita su qualcosa che non sapeva, su qualcosa che non
conosceva, su qualcosa che non aveva ancora visto, ma quando Dio ha detto è così che succederà, lui ha creduto e ha fondato la sua vita sulla fede. Un uomo ordinario che ha fatto una vita straordinaria. E io posso immaginare, mettiti nella mente di Noè, quando lui, quegli ultimi giorni, proprio prima che il Signore mandasse il diluvio, ha cominciato a vedere gli animali che arrivavano coppie a coppie e ha cominciato a salire autonomamente sulla barca, robe da matti. Perché la fede, gente, è roba da matti. È camminare sulle acque, è camminare sui problemi della vita, è camminare sulle acque pensando, Signore, non posso farlo, ma lo faccio perché tu me l'hai detto. Ti ricordi quando Pietro ha cominciato a camminare sull'acqua? Lui sapeva benissimo, era un pescatore e aveva i piedi sulla sua barca, e durante la tempesta lui sapeva che se metteva i piedi fuori dalla barca moriva, affogava, affondava. Ma che cosa lui ha fatto? Signore, se tu me lo dici, io vengo. Sono questi gli uomini che cambiano la storia. Sono questi gli uomini che fanno la differenza nella loro generazione. Sono quelli che credono a una parola di Dio che cambia la loro vita, lo seguono e fanno tutto fino in fondo come Noè ha fatto. Chi ha avuto ragione in quella generazione? Chi? È stato salvato lui e la sua famiglia, sì o no, come Dio gli aveva promesso? Tu sei disposto a vivere per fede come il Signore ti chiede? Signore, ma c'è il mare Rosso chiuso. Cammina. Ma ci sono gli egiziani dietro. Cammina. Signore, ho un problema che non riesco a risolvere nella mia vita. Cammina. Per fede, perché io ti ho promesso che sono con te tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Hai capito, sì o no? Se tu vuoi fare la differenza e chiamare delle persone alla salvezza, alla croce di Cristo, devi camminare per fede, non per quello che vedi e non per quello che sai, perché noi siamo ormai abituati. Se io non so di avere un programma ben preciso della mia vita, io non faccio nulla. Caro, questo è esattamente il contrario di quello che vuol dire fede. Fede significa chiudere gli occhi e gettarsi nelle braccia del nostro Signore. Questa è fede. Noè ha fatto questo, lui ha agito su quello che non sapeva, quello che non vedeva e quello che non aveva. Perché, ragazzi, aveva capacità di costruire una barca di 137 metri, un contadino? Ce l'aveva la capacità di diventare un ingegnere navale? Quando Dio ti chiama a fare un'opera, possibile che, Signore, non si può fare? E il Signore dice, certo che si può, perché io sono con te. Amen, Chiesa? Tu vuoi essere un uomo o una donna di fede, sì o no? Vuoi cambiare la tua generazione? Devi ragionare come Noè ha ragionato. E quando si chiuderà la porta della tua arca di salvezza, il mondo sarà condannato, ma tu sarai salvato perché la tua fede ti ha salvato. Amen? Tu vuoi avere una vita straordinaria, vuoi camminare sulle acque, vuoi fare la tua barca di salvezza, devi vivere per fede, per quello che il Signore ti dice, non perché lo vedi, non perché lo sai, non perché sei capace, ma perché il Signore te l'ha ordinato. È interessante che, scusatemi, l'ultima cosa vi dico di Noè. Noè ha ricevuto questo ordine quando aveva 500 anni. La parola di Dio gli è stata rivolta quando ha finito di costruire l'arca al 600° anno della sua vita, ossia 100 anni dopo. La parola di Dio dice che Dio non ha parlato dal 500° al 600° anno. Tu ti immagini 100 anni senza ascoltare la parola di Dio perché non c'era la Bibbia? Forse lui come contadino si è immaginato, Signore, ma forse ieri ho bevuto troppo del mio vino, ho sentito una parola e sono 100 anni sono passati, io sto costruendo la barca ma non succede niente. Ma lui ha creduto fino in fondo. Può darsi che la tua vita ti sembri un qualcosa che non si può ricostruire, ma il Signore dice, se io te l'ho detto, io lo farò. Passino 1000 anni, perché la mia parola non torna mai a vuoto. Quando tu
vai nella parola di Dio, prendi un versetto e quel versetto ti sta parlando al tuo cuore, prendi quel versetto, mettilo qua, registralo sul tuo diario perché il Signore lo farà. E questa è la fede, non perdere la tua fede, cambia la tua vita sulla base della tua fede. Noè fece tutto quello che il Signore gli aveva ordinato. Una parola è bastata a cambiare la sua vita per tutto il resto della sua esistenza. Ma c'è una seconda vita straordinaria di un uomo forse meno conosciuto di Noè, sicuramente meno conosciuto, che mi piace tantissimo questo testo, un po' più lungo ma molto bello. È la vita di Eleazar. Chi mi conosce sa che mi piacciono, mia figlia non è d'accordo con me, ok? Mi piacciono le genealogie nella Bibbia. Quando noi arriviamo alle genealogie, diciamo, Signore, questi 4 capitoli li salto. Mi piacciono da impazzire. Sai perché? Perché lì ci sono dei nomi che hanno fatto la storia. Quando ci sono i nomi dei 12 apostoli, sai perché Dio ha registrato i 12 apostoli, i loro nomi? Poteva mantenerli anonimi, sì o no? Poteva, ma ha scelto di scriverli lì perché quelli hanno cambiato la loro generazione. È come se Dio dicesse: io sono fiero di queste persone e loro sono lì nella mia lista di persone preferite, sul mio diario, sulla mia lista azzurra, su quella che io sottolineo e dico: questi sono miei figli che hanno fatto la differenza. E quest'uomo era nella lista dei 30 combattenti che hanno fatto dei gesti eroici al tempo del re Davide. Già il re Davide era un eroe di sé, ma questi uomini sono stati registrati come dei grandi eroi della fede, e questo uomo ha vissuto la sua vita con il coraggio. E dice così: Eleazar, figlio di Dodo, figlio di Acoi, uno dei 3 valorosi guerrieri che erano con Davide quando sfidarono i Filistei riuniti per combattere, mentre gli israeliti si ritiravano sulle alture, egli si alzò, colpì i Filistei finché la sua mano sfinita rimase attaccata alla spada. Il Signore concesse in quel giorno una grande vittoria e il popolo tornò a seguire Eleazar soltanto per spogliare gli uccisi. Sapete, è interessante che il nome Eleazar di questo combattente significa Dio ha aiutato o Dio ha sostenuto. Allora c'è un detto popolare molto interessante che dice: aiutati che il Signore ti aiuta. Provate a immaginare quest'uomo di fronte a una grande battaglia con i Filistei. Chi è che si ricorda chi erano i Filistei? I Filistei era il popolo dei giganti, il popolo che abitava la terra promessa e che sono sempre stati nemici giurati degli ebrei, dei giudei, del popolo di Dio. Golia era un filisteo, ok? Che è stato sconfitto da Davide, e c'era questa massa enorme di filistei, e dice la parola di Dio che tante volte il popolo di Dio ha guardato i filistei e ha tremato di paura perché erano numerosi come la sabbia del mare. E a un certo punto questo uomo di nome Eleazar si è trovato sul campo di battaglia, e che cosa è successo a tutti i suoi colleghi di battaglia? Ai suoi commilitoni se la sono data letteralmente a gambe, sono scappati, ma lui ha preso una decisione completamente diversa. Dice qua che lui ha piantato i piedi sul suo campo di letticchie e ha detto: io resterò qua e io combatterò. Pastore, che cosa ha a che fare con noi questo? Ok, te lo dico subito. Tu sai di avere diversi nemici, vero? Uno dei tuoi nemici si chiama il diavolo, e questo tu lo sai. L'altro tuo nemico si chiama mondo, che è il pensiero che c'è là fuori. Il terzo nemico si chiama carne, ma ce n'è un'altra grande serie di nemici, che sono i tuoi filistei, che sono i problemi quotidiani della nostra esistenza. È vero o no? E ti posso assicurare una cosa, che è necessario, te lo ripeto,
È necessario che a un certo punto della tua vita tu rimani da solo di fronte ai tuoi problemi e il Signore ti porterà lì su quel campo di battaglia perché tu possa decidere di essere una persona o coraggiosa oppure un codardo che abbandona la tua battaglia. Non c'è più niente da fare, non fa parte del vocabolario di un cristiano. Hai capito, sì o no? Tu guarderai in fronte i tuoi problemi, guarderai in faccia i tuoi problemi, guarderai in faccia tutto quello che ti affligge e dirai: io resto qua sul campo di battaglia a combattere fino alla fine. Sai che cosa ha detto Agostino di Ippona? Se la morte non ci sorprenderà come dei vincenti, almeno che ci guardi in faccia come dei combattenti. Se noi non possiamo vincere i problemi, restiamo in piedi. Prendiamo la nostra arma che si chiama la spada della parola di Dio. Hai visto che cosa è successo a quest'uomo qua alla fine della battaglia? Ha combattuto talmente tanto che a un certo punto la spada gli è rimasta incollata alla mano. Robe da matti. Cosa significa questo? Caro mio, la parola di Dio è la tua spada. In ogni cosa che tu fai, in ogni battaglia che tu fai, è quella, devi essere una cosa solo con lei, perché se tu non sei una cosa solo con la parola di Dio, tu non vincerai le sfide della vita, non vincerai le battaglie della vita, ma te la darai a gambe come tutti gli altri. Questi qua hanno lasciato da solo quest'uomo. Io non so quanti uomini lui ha ucciso, non so quanti filistei ha sconfitto, ma dice la parola di Dio, è interessante quell'espressione lì, non dice che Dio gli ha dato una vittoria, ma Dio gli ha dato come? Una grande vittoria. Era solo a combattere. Pastore, quante volte mi sono sentito solo? Gloria a Dio. Perché così tu deciderai di prendere in mano la spada invece che telefonare a uno o all'altro per risolvere i tuoi problemi. Rivolgiti al Re dei Re, al Signore del Signore e fissa i tuoi piedi sul campo di battaglia. Vedrai quanto Dio ti benedice, quanto Dio ti fa vincere. Il Signore è questo per noi, ma noi dobbiamo avere una vita di coraggio. Non possiamo essere dei codardi, dobbiamo essere coraggiosi. Guarda che cosa succede alla fine di questa storia. Subito dopo dice: il popolo tornò a seguire Eleazar soltanto per spogliare gli uccisi. Ossia, tutti volevano raccogliere il bottino che lui aveva conquistato, è vero o no? C'è un proverbio siciliano molto interessante che dice così: quando è tempo di seminare e di potare, non ci sono né nipoti né compari. Adesso io te lo dico in italiano, in siciliano ha una musica completamente diversa, ok? Quando è tempo di seminare e di tagliare, non c'è né cugino, né parente, né compare, ma quando è tempo di vendemmiare, tutti vogliono. Quando c'è da raccogliere l'uva, tutti vogliono, è vero? Tu vuoi essere un leader. Pastore, voglio stare in mezzo alle file. Lascia stare in mezzo alle file. Nella Chiesa non possono esserci spettatori. Siamo tutti protagonisti della nostra fede, del nostro coraggio. Bisogna avere coraggio, cari miei, di affrontare i nostri problemi quotidiani faccia a faccia, guardarli senza tremare e dire: il mio Dio è più grande di questo problema. Il mio Dio mi darà la parola di Dio nella mia mano, resterò una cosa e una cosa solo con la spada della parola di Dio in mano e combatterò fino alla fine. Quindi se la morte non ti sorprenderà da vincente, almeno che ti sorprenda da combattente con la parola di Dio, con la spada di Dio nelle tue mani. E ultimo, noi dobbiamo vivere una vita di sapienza, ok? E ho scelto la vita di un uomo che sicuramente è una storia molto conosciuta, che è la storia di Giuseppe, figlio di Giacobbe. E
Anche qua io ho scelto gli ultimi, praticamente l'apice, no? I 2 versetti che segnano l'apice della sua parabola ascendente. E dice così, questo è il faraone che parla sulla vita di Giuseppe, dice: potremmo forse noi trovare un uomo pari a questo in cui sia lo Spirito di Dio? Il faraone chiamò Giuseppe Safnat Paneach, il vivente che nutre le 2 terre, ossia il vivente, il Signore, che nutre l'alto e il basso Egitto. Allora, per ricapitolare un pochino la storia, come mai Giuseppe è arrivato fino lì, è diventato l'uomo più importante dei suoi tempi, subito dopo il faraone, ed è diventato l'amministratore generale non soltanto dell'Egitto, ma anche del popolo di Israele. Ha salvato 2 popoli con la sua saggezza. Allora, all'inizio noi dobbiamo capire una cosa: pastore, come viene la saggezza cristiana? Questa è una cosa molto interessante, no? La parola di Dio ci dà alcune caratteristiche di una persona saggia. Ovviamente la saggezza è un regalo, un dono di Dio, ok? C'è scritto che Dio dà la saggezza a chi la chiede con fede. E a volte noi pensiamo che la saggezza sia tutta una serie di esperienze con Dio, e ci sta anche questo, ma attenzione, tante volte noi, ho predicato proprio nella meditazione di qualche giorno fa, che per combattere l'ignoranza ci vuole la saggezza o la sapienza, ok? Ma la sapienza è un'arma a doppio taglio. Tu sai che la sapienza può anche gonfiarti. La parola di Dio dice che la sapienza gonfia, ma l'amore edifica. Allora come devo fare, pastore? Allora, 2 cose importanti. Per avere la sapienza che viene da Dio hai bisogno di almeno 2 caratteristiche. La prima, imparare dai tuoi fallimenti. La seconda, aspettare che Dio compia la sua opera nel tempo giusto. Giuseppe, tanto decantato Giuseppe, sapete che lui era il cocco di papà. Tu lo sai questo, vero? Era quello che ostentava la sua intelligenza, ostentava quello che Dio voleva fare nella sua vita. Il Signore mi è venuto a parlare. Lui è andato a parlare con i suoi fratelli con questa bella veste che il Signore, di cui l'aveva il papà, no? Giacobbe, perché era orgoglioso di lui, l'aveva rivestito. Provate a immaginare 11 fratelli andando a pascolare le pecore, ok? Il papà era talmente orgoglioso di questo ragazzo che gli ha costruito, gli ha tessuto una veste blu, dice la parola di Dio, no? Tutta bella ricamata. E a un certo punto questo ragazzo, pieno di sé, va dai suoi fratelli vestiti da pecorai, perché da questo erano vestiti, e gli dice: il Signore mi ha fatto fare un sogno e voi tutti vi prostrerete davanti a me. È questo che lui ha fatto nella sua storia. Arroganza, era un ragazzo arrogante, una persona a cui non potevi stare vicino. E poi a un certo punto: papà, tutti quelli che sono intorno a noi dicono che i nostri fratelli sono delle pessime testimonianze. È questo che lui ha fatto all'inizio della sua carriera. E allora Dio che cosa ha fatto? Ok Giuseppe, tu vuoi vivere il sogno che io ho per te? Allora, prima cosa, impara dai tuoi fallimenti. Seconda cosa, aspetta che io faccia al posto tuo, no? Perché noi vogliamo essere saggi quando noi vogliamo mettere le mani nelle cose, ok? Noi pensiamo di essere saggi, ma lascia che Dio agisca. Sapete quando Giuseppe è riuscito a realizzare questo sogno di Dio? 20 anni dopo, quando è stato tradito e venduto dai suoi fratelli come merce, quando è stato sbattuto in prigione ingiustamente e quando lui ha patito delle sofferenze emozionali, psicologiche e relazionali terribili. A un certo punto lui si è reso conto che era insufficiente e che il fallimento iniziale che lui aveva vissuto era perché proprio ce l'aveva messa tutta per fallire. Ma sai una cosa? Questa settimana un fratello ha fatto una meditazione molto interessante sulla vita di Naaman il Siro, ok? Che era un generale siro che è andato da Eliseo per guarire, perché lui era un lebbroso, ok? Ma era un generale.
E lui ha detto una cosa che mi ha colpito profondamente. Ha detto: pastore, io ho capito questo, che per questo guerriero, un generale guerriero, per andare nel Giordano, come gli ha detto il profeta, e a bagnarsi 7 volte e dopo si sarebbe veramente guarito, sapete che cosa lui ha fatto? Si è tolto l'armatura, ed è per quello che lui è riuscito a guarire e a fare quello che Dio gli ha detto. Posso dirti una cosa? Adesso te lo dico in modo pratico e diretto. Se tu non guardi in faccia ai tuoi fallimenti, se tu non ammetti quello che è sbagliato nella tua vita, Dio non ti può dare saggezza, Dio non ti potrà guarire e tu sarai una persona ignorante della grande parola di Dio. Hai capito quello che ti ho detto? Giuseppe ha imparato dai suoi fallimenti e la seconda cosa, ha aspettato i tempi di Dio. Io detesto, fratelli, ascoltate bene quello che vi dico, detesto quando ci sono dei predicatori che dicono: il Signore ha dei grandi progetti per la tua vita. E io dico: ok, dove c'è scritto nella parola di Dio che i grandi progetti di Dio si realizzano col tappeto rosso, gli applausi e i coriandoli? Se tu non aspetti i tempi di Dio, sarà solo una maledizione. Non prenderti quello che Dio vuole darti nel suo tempo, perché se tu muovi le tue mani prima che Dio realizzi il suo piano per la tua vita, sei fritto. Ti prenderai una cosa che ti porterà a una grande maledizione. Ti ricordi che c'è stato un personaggio nella storia del popolo di Israele che si chiamava Giacobbe, che si è preso la primogenitura con cosa? Con che cosa? Con l'inganno di suo padre, con l'inganno di suo fratello, e per 20 anni lui non è tornato nella sua terra e non ha neanche ascoltato la parola di Dio. 20 anni che ha sofferto come un cane. Giuseppe ha imparato da 2 grandi maestri: primo, dal fallimento; secondo, aspettando i tempi di Dio. Tu vuoi essere una persona saggia? Tu vuoi essere una persona che cambia la tua generazione? Tu vuoi essere una persona che sa cosa fare quando arrivano i problemi della vita? Allora tu devi riconoscere i tuoi fallimenti e aspettare che Dio faccia la sua opera nella tua vita. Ci vuole un tempo di preparazione. Sapete qual è il vino più buono? Quello che matura nelle botti per diverso tempo. Sapete quando Dio mi ha chiamato al ministero pastorale? Praticamente da quando mi sono convertito, anno 1992. Ok? Subito Dio mi ha detto: tu sarai un pastore. Ancora non sapevo cosa significasse. Forse se avessi saputo. No, sto scherzando, ok? Io oggi voglio veramente e ringrazio Dio per questo ministero. Ma quando si è realizzata la mia chiamata? Nel 2013. Perché Dio doveva fare un sacco di pulizia nella mia vita. Ma un sacco di pulizia nella tua vita. Pastore, io sogno una vita. È giusto sognare, come Giuseppe ha sognato, ma 2 cose. E sottolineale molto bene. Stai riconoscendo i tuoi fallimenti? Hai capito dove hai sbagliato? Seconda cosa, hai la pazienza di aspettare che Dio faccia un lavoro con la tua anima. Giuseppe non è arrivato là in cima al mondo dall'oggi al domani, più o meno 20 anni anche lui, ok? Ma da un ragazzino arrogante si è trasformato nel primo ministro del regno più potente della terra nella storia dell'umanità, l'Egitto. Vite straordinarie, una vita di fede come quella di Noè, una vita coraggiosa come quella di Eleazar, una vita di saggezza come quella di Giuseppe. Hanno cambiato le loro generazioni, hanno cambiato. Semplici persone, ma che hanno deciso di fare la differenza. Tu vuoi fare la differenza? Sarai una persona di fede.
sarai una persona coraggiosa e sarai una persona saggia per cambiare la tua generazione. Io voglio pregare per te stamattina, ok? E io credo che il Signore ci abbia parlato. A volte noi pensiamo di essere cristiani, ma dobbiamo decidere di essere cristiani. Non è perché io vado a assistere a un culto, non è perché io assisto a uno studio, ma perché devo decidere dentro di me di essere diverso. E io sto cercando stamattina delle persone che come me hanno deciso di essere diverse. Forse tu stai dicendo, pastore, quante cose devo cambiare per essere diverso? Il mio consiglio è: aspetta che Dio ti prenda per mano e un passo per volta Lui cambi la tua vita. Guarda i filistei, i tuoi nemici negli occhi e rimani lì sul campo di battaglia. Non importarti di quello che succede attorno a te. Pianta i tuoi piedi nella fede che il Signore ti ha dato. Aspettalo e intanto prega, ascolta la sua parola e che quella spada rimanga saldata alla tua mano. È lì la tua forza, è lì che tu vincerai con la parola di Dio in mano. Nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio perché la tua parola, Signore, ci insegna a essere delle persone diverse. Questi uomini erano uomini ordinari, uomini che hanno deciso di fare la differenza, che hanno benedetto la tua parola, che hanno creduto in quello che tu dicevi, che hanno combattuto le loro battaglie con coraggio, con forza, lasciando da parte il proprio orgoglio e dicendo: Signore, ho sbagliato, insegnami. Non importa quello che tu hai nel tuo passato, perché Dio non è un Dio di passato, è un Dio di presente, è un Dio di futuro. E oggi tu puoi decidere di essere una persona completamente diversa. Signore, se tu hai toccato alcuni cuori stamattina qua, io ti chiedo nel nome di Gesù che tu possa dare il coraggio di toglierci questa armatura e di essere spogli davanti a te e dire: Signore, ecco qua la mia vita, usala come tu meglio credi. Se tu hai fatto questa preghiera, io ti invito lì dove sei ad alzarti in piedi, perché io voglio pregare insieme a te. Tu stai dicendo: pastore, la parola di Dio era per me stamattina. Alzati lì dove sei, perché io voglio pregare insieme a te. Non avere timore e neanche vergogna, ok? Gesù non si è vergognato di te quando ha dato la sua vita sulla croce, era nudo completamente. E se c'è qualcuno qua stamattina che sta dicendo: pastore, io non conosco personalmente questo Dio che tu hai predicato, io ti invito ad aprire il tuo cuore e dire: Signore, in questo momento io voglio riceverti nel nome di Cristo Gesù e voglio che tu faccia parte della mia vita. Questo si chiama consacrazione, conversione, dedicare la propria anima a colui che ha dato la sua vita per te. Questa è fede. Signore, in questo momento io ti ringrazio e ti benedico per tutto quello che hai fatto questa mattina. Hai fatto tante cose nel mondo spirituale, ma io adesso ti prego nel nome di Cristo Gesù che queste persone che hanno avuto il coraggio, Signore, di dare un passo
per la tua gloria, Signore, che possano veramente sperimentare una vita straordinaria, camminare sulle acque, essere saggi, essere coraggiosi, avere fede ogni giorno di più. Signore, guarisci i cuori di questi miei fratelli. Io non conosco i loro nemici, ma tu li conosci. E che ogni nemico oggi possa cadere nel nome di Cristo Gesù. E che le battaglie vengano vinte nel nome di Cristo Gesù. Perché tu sei il nostro Signore. E tu non sei un Dio di teoria, sei un Dio di pratica, un Dio vivo che ama stare nelle nostre vite. E te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Dio vi benedica e che il Signore possa darvi tante vittorie nel suo nome. Possiamo continuare ad adorare il nostro Dio con le nostre decime, con le nostre primizie, con le nostre offerte. L'opera del Signore deve andare avanti. Il Signore nostro Dio ci invita a essere riconoscenti con le nostre decime, le nostre offerte, perché grazie a Lui noi abbiamo l'opportunità di poter avere il nostro sostento, il nostro guadagno, e questo lo facciamo per onorare a Lui, perché la nostra Chiesa ha bisogno di essere sostenuta e lo facciamo questo con tanto amore. Amen. Cantiamo. Gloria e onore, forza e potenza, diamo al nostro Signore. Tutto è creato, ogni nazione, dia lode al nostro Signore. Ogni lingua dichiarerà che la gloria è tua, adorando confesserà il tuo nome e la Chiesa proclamerà per sempre che il tuo regno mai fine avrà, oh nostro Signore. Gloria e onore, forza e potenza, diamo al nostro Signore. Tutto è creato, ogni nazione, dia lode al nostro Signore. Ogni lingua dichiarerà che la gloria è tua, adorando confesserà il tuo nome e la Chiesa proclamerà per sempre che il tuo regno mai fine avrà, oh nostro Signore. Il cielo e la terra proclamano che
Signore, adoriamo il tuo nome e oggi presentiamo l'offerta che è gradita a te, un cuore che si arrende e che riconosce che tu sei il nostro Signore, il nostro Salvatore. Un giorno come oggi ti osannavano e dopo ti hanno crocifisso. Noi vogliamo essere adoratori veri ogni giorno della nostra vita e osannarti con il nostro modo di pensare, di essere e di vivere in questo mondo. Ti ringraziamo per ogni dono che ci dai, perché tu sei il Padre che dà regali buoni ai tuoi figli. Grazie Signore, la tua fedeltà è per sempre e in te ci possiamo rallegrare in ogni tempo. E nel nome di Gesù benedice il tuo popolo in ogni luogo di questa terra. Amen. Ok, potete sedervi un attimo, solo vi rubo per qualche annuncio. Allora, i nostri appuntamenti abituali sono quelli del lunedì e del giovedì per quanto riguarda la preghiera. Sempre vi diamo codici nei gruppi. Poi ci sono i nostri incontri di studio biblico. Mi raccomando, fratelli, partecipate alle vostre cellule di studio, ok? Se non avete problemi di lavoro, non lasciate da parte questa occasione di crescere nei gruppi di studio, perché veramente stiamo condividendo degli studi molto belli, ok? Che parlano proprio di come rapportarsi tra fratelli sulla base della parola di Dio. È fondamentale che noi impariamo questo. Pastore, ma io sono membro di chiesa da 30 anni, non importa, ci sono sempre delle cose nuove da scoprire nella parola di Dio, ok? Ci stiamo avvicinando alla Pasqua. Voi sapete che la Pasqua è il momento in cui il popolo di Israele per la prima volta ha celebrato la Pasqua, quando è stato liberato dalla schiavitù egiziana, no? Ha un significato la Pasqua molto interessante, che ovviamente non vi dirò adesso, ma sarà nella domenica in cui celebreremo, ok? E prepariamoci per la Pasqua e ricordiamoci da cosa il Signore ci ha liberato, ossia da una condanna eterna, ci ha liberato dal peccato e ci sta facendo vivere una vita di santità, di giustizia, di gloria insieme a Lui, ok? Quindi dobbiamo essere assolutamente grati e partecipiamo a questa festa che si chiama Pasqua, che per noi cristiani è fondamentale, perché Cristo è la nostra Pasqua, ok? Una cosa personale, come voi sapete nelle ultime settimane ho avuto alcuni problemi di salute, principalmente col cuore. Io sto dicendo che amo troppo, è per questo che ho problemi col cuore. Ma a parte questo, fratelli, sto aspettando che dall'ospedale mi chiamino per un intervento, ok? Che teoricamente, da quello che dicono i dottori, dovrebbe essere risolutivo, ok? Vi chiedo per cortesia di pregare per me, per questa occasione. Non so ancora la data, ma per favore, se vi ricordate di pregare per me. Pastore, sei agitato? Guarda, ti dico la verità, sono molto tranquillo. Okay? Ma molto tranquillo, io so che il mio Dio è al di sopra di tutto questo, ok? Però è ovvio che le mani dei medici vanno guidate, io non mi fido della tecnica, mi fido del mio Dio, no? Pregate che i medici possano fare nel modo corretto, che gli infermieri possano fare nel modo corretto, perché là fuori è sotto il dominio del nemico e io so che cosa il nemico vuole fare, ma il mio Dio è più grande. Pregate che il Signore usi tutta questa situazione perché la sua gloria sia manifestata, va bene? Possiamo pregare, alziamoci in piedi per chiudere il nostro culto. Signore nostro Dio, nostro Padre, ti ringraziamo e ti benediciamo per tutto quello che ci hai dato questa mattina. Perdona, Signore, se abbiamo mancato in qualche eccellenza di servizio. Ma Signore, siamo sicuri che la Tua grazia ha coperto le nostre mancanze. E adesso, Signore, che torneremo alle nostre case, che la grazia di Dio possa accompagnarci e farci vivere una settimana ripiena del Tuo amore e della Tua pace.
e che l'amore di Dio nostro Padre, la grazia del nostro Signore Gesù Cristo e le consolazioni dello Spirito di Dio con noi siano e con tutto il popolo di Dio su tutta la terra, da oggi e per sempre. Amen. Amen. Dio vi benedica.